Ho ricevuto questo interessante commento da Telperion3, spero di non aver distrutto il tuo nome, in caso dimmi qui sotto come si pronuncia, al video sulla messa in dialetto. Ed è un commento volutamente da avvocato del diavolo. Ed è una cosa ovviamente apprezzabile, perché in 25 minuti avevo già abbondantemente strabordato, non ho potuto dire tutto, e la sua considerazione devo dire che è molto interessante. Ci dice: premetto che da cattolico e da appassionato di lingue, in linea puramente ideale sarei assolutamente a favore dell'ufficializzazione dei messaggi nelle lingue regionali. Il mio commento è un po' quindi da avvocato del diavolo, ma che vuol prendere in considerazione un punto che tu non hai discusso. Niente di male, hai toccato una marea di aspetti, impossibile analizzare tutto. La prospettiva che mi preoccupa è quella dell'abuso liturgico. Quando parliamo di messa non stiamo parlando delle lingue ammesse dal teatro per i suoi spettacoli. La messa, per chi crede, è una cosa cruciale, non un teatrino, è il luogo e il momento in cui si riattua il sacrificio di Cristo, sempre per chi ci crede. Il significato della messa viene prima di tutto il motivo della celebrazione della messa, il punto centrale focale è solo uno inderogabile, ovvero la persona di Cristo. La messa non si celebra per motivi politici, sociali, economici o qualsivoglia altro motivo, purtroppo neppure linguistici. Ma queste cose sono sempre successe e purtroppo sempre succederanno, è la natura dell'uomo. La Chiesa deve cercare di difendere ciò che ha più di caro evitando l'abuso liturgico, ovvero abusare della liturgia per dei secondi fini che andrebbero a snaturarla, ridicolizzarla o banalizzarla. Purtroppo queste cose le ho viste personalmente in ambito esperantista. Non sapete quanti esperantisti, magari anche persino non credenti, vengono a piagnucolare: facciamo la messa in esperanto, ma qual è il motivo per cui la chiedono se non per finalità egoistiche? Per esaltare il proprio ego con una celebrazione in cui nemmeno credono ma che rafforza la propria identità. E la definizione spiccicata di abuso liturgico, con tutto che ironicamente l'esperanto in realtà è una lingua liturgica ufficiale, sebbene con 1000 restrizioni. Mi fermo già qui perché è stata fatta una considerazione abbastanza interessante. Poi il resto lo vediamo dopo, che è quello sull'ambito esperantista dove anche i non credenti vengono a chiedere la messa. Secondo me una richiesta del genere deve venire da dentro, perché spesso chi viene da fuori non ha una concezione, oppure vuole usare, come dici tu, la religione per il suo scopo. E molto spesso questi suggerimenti non sono neanche nel migliore interesse della comunità. Pensate a chi va a dire: ah sì, se la Chiesa abbandonassi tutto quello in cui crede, al posto del canto gregoriano facesse la musica pop, e il prete al posto di usare vino e pane utilizzasse, come fanno tra l'altro alcune chiese un po' protestanti oltreoceano, usasse la Coca-Cola e le tortillas, la gente andrebbe a messa. Sì, probabilmente è vero, ma qual è il valore di quella messa, diciamo? Qual è il valore spirituale di quella messa? Su questo mi trovi d'accordo. Poi adesso vediamo invece, dopo aver completato la lettura del tuo commento, cosa fare se delle persone che sono dentro la comunità ecclesiale vogliono parlare la propria lingua. Questa cosa del rendere lingue liturgiche le lingue regionali nel 2025 nasconde dei grandissimi dubbi e dilemmi. Per quale motivo le comunità vogliono dire la messa in dialetto, tra virgolette, in un mondo e in un tempo in cui de facto praticamente nessuno oggi è monolingua dialettale? Prima del Concilio Vaticano II la messa era in latino, quindi il problema non sussisteva. Dopo era probabilmente già una manovra abbastanza delicata e critica il passaggio all'italiano. Figuriamoci preoccuparsi di altre decine di lingue. C'erano magari anche altre preoccupazioni come quelle di unità nazionale, che per quanto Chiesa e Stato siano separate non è mai stato un problema a cui la Chiesa è sorda. Basti pensare al ferro impegno per far sovrapporre il più possibile il matrimonio civile religioso. Non posso sottolinearlo abbastanza, l'idea di andare a messa in plurale sarebbe fighissima, ma proprio questo senso di figata non nasconde la possibilità di abuso liturgico? Ovvero che a quel punto la messa non la si fa per dire la messa, bensì per dire la messa in dialetto? Matel Perion 3. Cosa ne sai del motivo per cui la gente vuol dire messa? Esatto, cosa ne sappiamo? Se vado a leggere sul sito della credenza affermano di essere un'associazione culturale che ha per scopo primario diffondere, affermare e difendere i valori delle tradizioni milanesi. Il che porta in sé il grossissimo intrinseco rischio di abuso. Il rischio, per esempio, di promuovere una messa in milanese per diffondere, affermare e difendere i valori delle tradizioni milanesi. La messa è soprattutto questo e, visto con gli occhi della Chiesa, non può trasformarsi in mero strumento per raggiungere altri fini. La Chiesa non ha la forza di mettersi lì a spulciare i motivi intimi per cui una certa associazione o gruppo di persone ha l'interesse a creare una nuova lingua liturgica. E l'approccio semplicemente più facile è quello di essere molto, forse troppo cautelativa. Per questo motivo sono molto combattuto e non saprei che dire in merito a questo problema. Ci sono in gioco troppi aspetti e troppo importanti, come religione, identità personale, unità nazionale, ma non mi sento di per sé di biasimare le decisioni della CEI. Si tratta di un commento molto motivato e molto lungo, per questo ho voluto fare una risposta in video e non limitarmi
a una breve risposta testuale. E il punto che viene fatto, come dicevo prima, è abbastanza valido. C'è il rischio che celebrazioni del genere non diventino una messa fatta in lingua X, ma una messa in X, come se fosse quello l'evento. Ma a tal proposito io dico una cosa: non conta tanto il fatto di essere monolingua dialettale. È vero, oggi quasi nessuno lo è, però ci sono tanti madrelingua, magari persone che hanno una conoscenza più intima della lingua locale rispetto a quella italiana. E c'è anche da dire una cosa, che la Chiesa comunque ha una visione comunitaria. Se c'è una comunità che parla questa lingua, secondo me è giusto darle l'opportunità di sentire messa in questa lingua. Ed è proprio il fatto che non ci sia un messale, non c'è la possibilità di dire la messa, che rende il tutto un qualcosa di speciale, segreto, un qualcosa di fine a se stesso quasi. Perché pensate se domani la CEI pubblicasse un messale in milanese. Trovi il singolo prete che lui parla milanese, gli piace il milanese, dice la messa in milanese. Sicuramente avrebbe un qualche elemento di curiosità, ma questo ce l'hanno anche molte messe in latino nuovo sordo. C'è chi ci va per dire, ma chissà com'è la celebrazione in latino. C'è chi ci va magari anche per una visione un po' più di dire voglio pregare nella lingua in cui la Chiesa ha pregato per secoli. E la stessa cosa potrebbe dire qualcuno che va alla messa in, tra virgolette, dialetto. Voglio pregare nella lingua con cui hanno pregato i miei padri, i miei nonni e via discorrendo. Ma di base non c'è, secondo me, un pericolo generale. Anzi, è proprio il fatto che sono eventi rari, che si deve organizzare o questa messa in grande stile dove però sono solo i canti a essere in milanese perché non c'è il messale, o il fatto che ci sono delle messe fatte effettivamente in dialetto nelle catacombe, che dà alla messa in dialetto quest'idea di essere un qualcosa di mistico che viene fatto fine a se stesso e dove anzi gli attivisti dialettali che magari non sono particolarmente credenti si sentono in dovere di andare a supportare. La messa indubbiamente, come dici tu, è prima di tutto il sacrificio di Cristo, ma ha anche una dimensione comunitaria. Pensiamo al fatto che in linea di massima non è ammissibile celebrare una messa senza pubblico. Poi ci sono dei casi in cui si può fare. Caso classico, il prete che deve prendere l'aereo, vuole dire la sua messa del giorno prima di prenderlo, sono le 6 del mattino, dice messa senza nessuno, ma ordinariamente la messa è un atto di comunità, un atto pubblico. Dunque se c'è una comunità che onestamente desidera che la propria lingua venga utilizzata, secondo me negarglielo è sbagliato. È chiaro che non è facilissimo, ma è anche chiaro che con un po' di buona volontà si può fare. Esistono delle cartine linguistiche affidabili, esistono delle entità linguistiche che categorizzano le lingue d'Italia, esistono tante associazioni professionali di vita accademica che se ne occupano e secondo me, proprio per evitare che ci sia quello che dici tu, ossia che questa messa in milanese è un evento a sé, un evento speciale, un qualcosa di quasi separato, non è una messa, ma è una messa in dialetto. La cosa da fare è normalizzarla, che poi è il tema di cui parlano tanti attivisti per la lingua normale, una lingua che si usa per qualsiasi cosa. L'italiano si usa sia per fare la più bella poesia del mondo, sia per andare in banca a chiacchierare col banchiere perché devi prelevare 20 euro, sia durante la Santa Messa. E secondo me questa stessa cosa deve valere per il lombardo, o per il friulano, per il piemontese o per il napoletano. Perché se ci pensiamo, questa cosa che ho detto vale in tanti casi. Se si facesse una giornata in cui, per esempio, in un determinato locale si parla in milanese, la gente andrebbe perché è una cosa misteriosa, una cosa rara. Ma se fosse normale parlare milanese, non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. Chi ha la preferenza per parlare milanese, che sia dettata da una sua preferenza personale, dal fatto che lui è stato cresciuto madrelingua milanese, o via discorrendo, andrebbe tranquillamente tutto bene. Se invece c'è questo appunto segretezza, si finisce che questi eventi sono rari, vengono presi fini a se stessi, come dici tu. Quindi secondo me la soluzione non è tenere queste situazioni un po' di due piedi in quattro scarpe, per semicitare Pierluigi Bersani, ma invece di prendere il toro per le corna e dire va bene, una comunità
può far dire la messa nella sua lingua, non facciamo spendere soldi alla CEI per farlo, se vogliono le comunità si fanno il loro messale, insomma noi ci dobbiamo solo mettere il bollino, ma poi da quel giorno non c'è più questo alone di mistero, non c'è più sarebbe fighissima la messa in friulano perché è una cosa che si fa raramente. Sarebbe normale, se c'è un prete friulanofono, si fa la messa in friulano senza nessun particolare problema. Nei riguardi degli intenti ti assicuro che l'antica credenza non lo fa per sfruttare la Chiesa. L'antica credenza, perlomeno le persone che ho conosciuto io, sono tutte persone di Chiesa genuinamente, che vogliono però poter sentire una parte della messa, o magari in futuro anche tutta la messa, nella propria lingua preferita. E io non ci vedo nulla di male in ciò. Come capita in tanti casi. Ci sono tante situazioni dove la messa, pur essendo principalmente quello che dici tu, sia il rinnovamento del sacrificio di Cristo, presenta anche un qualcosa per una determinata comunità, che può essere una comunità magari di migranti, può essere anche una comunità di persone che fanno un qualcosa, può essere una messa professionale, una messa per un gruppo di militari. C'è sempre certo il rischio politico, questo indubbiamente, che magari la messa militare viene sfruttata anche da gruppi con determinate idee politiche. Però il punto principale è che non è per quello, è per dei militari, come una messa in lombardo sarebbe una messa per i lombardofoni. Poi gli abusi si possono affrontare sul singolo caso. Se il fronte ultrasecessionista nazionalsocialista lombardo chiede la messa in lombardo, il prete ci pensa 2 volte prima di concedergliela. Se l'associazione anziani, magari perché ci tiene a che venga portata avanti la lingua, magari semplicemente perché lì sono tutte persone dialettofone che capiscono meglio il dialetto, se la si fa molto volentieri. Poi, certo, deve esserci un limite, ci sono certe cose che sono contro la dottrina, quindi non le puoi concedere. Pensiamo alle famose Pride Mass che ha fatto qualche parrocchia in America, hanno causato polemica, anche comprensibilmente, perché molte delle istanze del Pride sono istanze contrarie a quello che propone la Chiesa Cattolica in termini di famiglia e sessualità. Però non mi pare che ci sia un pronunciamento dottrinale sul fatto che in italiano avviene transustanziazione mentre in lombardo no. Dunque lì è un fatto, diciamo, disciplinare. Buttarla così, dire no perché qualcuno potrebbe usarla per altri scopi, non è cautelativo, è prendere il bambino e buttarlo perché c'ha i pantaloni sporchi. E crea, come già diceva appunto, da un lato l'idea che la Chiesa sia cattiva, nazionalista, serva dello Stato, perché tu citi anche il fatto del matrimonio, però il matrimonio comunque produce degli effetti ed è alla base della famiglia, che la famiglia anche per la Costituzione italiana è alla base della società. Nel caso della lingua parliamo di una cosa un po' meno importante, dove la Chiesa può avere tranquillamente più autonomia. E dall'altro anche questo alone di mistero su quando si fanno questi eventi, che diventano eventi che attirano non semplicemente la comunità di credenti in quella lingua, ma una comunità separata che magari non ha alcun interesse nella religione, che da un lato per tanti versi può essere una cosa positiva, ti riempie la chiesa, che al giorno d'oggi è oggettivamente un qualcosa di raro, e ti dà magari l'opportunità anche di provare a fare un po' di evangelismo, di evangelizzazione, che è una cosa positiva potenzialmente. Che ne sapete, magari uno va alla messa in milanese perché, ah sì, beh, io non sono credente, però mi piace il milanese, e poi si scopre invece che è molto più credente di quello che pensava, è la sua occasione magari di accedere alla confessione dopo anni. Quindi anche questo non è da escludere. Al giorno d'oggi i sacerdoti sono disposti a tanto per far venire persone in chiesa, anche alle volte raggiungendo il ridicolo. Io vedo dei TikTok, dei video di sacerdoti che, signori miei, cioè, vabbè, penso tu possa immaginare. Però appunto, bisogna evitare, certamente sono d'accordo che diventi un qualcosa di fine a se stesso, ma farlo negando all'intera comunità di poter avere una messa nella propria lingua, nella stragrande maggioranza dei casi senza secondi fini, secondo me è scorretto. Non so cosa ne pensi tu.